straordinari segni e tracce lasciate dalle anime del purgatorio. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un museo molto particolare. Si tratta del Museo delle Anime del Purgatorio. Si trova a Roma e presso la sagrestia collocata nella chiesa del Sacro Cuore del Suffragio, in zona Lungotevere. Questo museo è stato creato verso la fine del 1800 da un sacerdote missionario francese del Sacro Cuore. Il sacerdote aveva utilizzato una cappella che si trovava nel sito dell'attuale chiesa e accadde che verso la fine del 1800 questa cappella prese fuoco e quando questo sacerdote detto padre Jouet entrò, vide un volto umano su un muro con un'espressione di tristezza e di malinconia, e questo evento lo impressionò a tal punto che giunse alla conclusione che si trattava dell'anima di un defunto che voleva entrare in contatto con i vivi. Ecco allora che questo sacerdote ebbe l'idea di creare un museo dedicato a quegli oggetti che erano stati toccati dalle anime del purgatorio, e egli ha viaggiato un po' in tutta Europa, a lungo e in largo, perché voleva raccogliere più possibile testimonianze relative a tracce e segni lasciate dalle anime del purgatorio. E inoltre ha raccolto anche tutta una serie di donazioni per costruire una nuova chiesa nel luogo dove si trovava la cappella, dove dopo l'incendio è apparsa sul muro un'immagine di un'anima del purgatorio. E ha costruito questa chiesa perché pare abbia ricevuto un messaggio in sogno con la richiesta proprio di costruire una chiesa dove era l'antica cappella che era andata bruciata, dunque Lungotevere. E questo museo è veramente molto molto particolare. Ci si trovano degli oggetti molto 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 particolari. Ad esempio molte sono delle impronte, come ad esempio 3 dita della mano destra lasciate una domenica del 1871 sul libro di devozione da una defunta, per chiedere di intercedere presso il fratello affinché celebrasse delle sante messe in suo suffragio. Poi ci sono anche, si possono osservare le mani di un defunto, un sacerdote che era morto e originario di Mantova, e queste impronte risalirebbero al 1700. Poi c'è anche un'altra impronta impressa da una mano su un libro di preghiere, che praticamente mentre ecco una signora molto devota era intenta a recitare le sue preghiere con il libro aperto, quest'anima le si manifestò e alla domanda che chi fosse e cosa volesse, quest'anima rispose, si dichiarò come essere la suocera morta di parto 30 anni prima. Chiese inoltre alla nuora di andare in pellegrinaggio al santuario di Nostra Signora di Marienthal e lì di far celebrare 2 sante messe appunto in suffragio proprio di quest'anima della suocera.
E dopo il pellegrinaggio quest'anima si mostrò di nuovo per annunciare la sua liberazione dal purgatorio, però prima di sparire poggiò la sua mano sul libro L'imitazione di Cristo, lasciando un'impronta di fuoco. Poi ci si trova anche un'impronta di 5 dita della mano destra impresse da un defunto sul libro di preghiere del fratello all'incirca nel 1838 in Lorena. Poi ci si trova anche il segno infuocato della mano sinistra impresso nel 1875 su un berretto da notte. Lasciate dalla moglie al marito per chiederle di pregare per lei. Poi si incontra anche un'impronta di fuoco lasciata dal dito indice della mano sinistra sulla fodera del cuscino di una suora, apparsa ad un'altra suora nel 1894. E alcuni giorni dopo la sua morte, questa suora apparve ad una sua consorella e la quale gli chiese dove si trovasse e la suora rispose che stava in purgatorio per espiare i dubbi che aveva avuto di fronte alla volontà di Dio di farla soffrire. E chiese incessanti preghiere per la sua anima e poi riapparve successivamente per ringraziare le consorelle perché grazie alle loro preghiere avevano permesso il suo ingresso in paradiso. Detto questo, l'anima si dissolse e sparì. Poi abbiamo impronte impresse sulla camicia da notte appartenuta ad una persona che in quel momento stava dormendo, quando a un certo punto gli apparve la madre che era morta anni prima e sulla manica con la sua mano creò una bruciatura sulla camicia da notte. La defunta apparve al cospetto del figlio durante la notte, lo rimproverò per la vita dissoluta che stava conducendo e per il fatto che l'aveva dimenticata nelle sue preghiere. Il figlio rimase così colpito dalle parole di quest'anima da dedicarsi sino ad allora, da allora in poi, alla chiesa e ritornò sulla retta via e addirittura morì in odore di santità. E inoltre, ecco, vi si trovano anche diverse impronte in questo museo lasciate da una badessa morta nel 1731, tra cui quella della mano sinistra su una tavoletta di cui si serviva la venerabile badessa per il suo lavoro. Oltre all'impronta della mano è ben evidente anche un segno della croce che la badessa ha impresso profondamente nel legno. La stessa mano ha impresso anche un'impronta su un foglio di carta e sulla manica della tonaca di una consorella. E un'altra impronta è stata impressa sulla tela di una camicia la quale fu oltrepassata da questa mano e provocò praticamente la fuoriuscita di sangue, no? Perché queste sono anime, quelle del purgatorio, che bruciano, ardono di fiamme, per cui se uno viene a contatto è normale che possa riportare delle ferite. Bene carissimi, allora dopo avervi ragguagliato, diciamo, su questo particolare museo delle anime del purgatorio, vi lascio alle immagini che vi ho appena descritto, invitandovi a visitarlo se capitate a Roma. Ripetiamo, si tratta della chiesa del Sacro Cuore del Suffragio lungo Tevere Prati.
e il museo in questione si trova insomma nella sagrestia. Vi ringrazio per essere sempre così numerosi e interessati insomma ai contenuti che offro con tutto il mio cuore, con tutta la mia devozione, e a presto carissimi, santa giornata nella pace e nella benedizione del Signore. Per